Guerra tra gentiluomini perché in effetti in quegli anni di guerra è stato rispettato da ambo i due contendenti una sorta di codice d'onore. Sono stati molteplici gli episodi di reciproca cavalleria tra i nostri alpini e gli Schützen, i Landschützen dall'altra parte. Ricordo una nostra guida famosa alpina, valtellinese di Grosio, la guida Tuana, che un giorno incontratosi sul ghiacciaio, i primi giorni di guerra, con una pattuglia austriaca guidata da un suo carissimo amico, perché prima della guerra erano tutti e due appassionati di caccia e andavano a caccia assieme. Si erano riconosciuti, l'altro era Arturo Stablum, capo degli Scizzeri di Peio, una sorta di corpo paramilitare del Tirolo. E quando si sono riconosciuti hanno scambiato delle parole eccetera e hanno concordato, per evitare appunto spargimenti di sangue, che qualora si fossero reincontrati nel prosieguo della guerra, per capire che si trattava di loro due, avrebbero issato ognuno il proprio copricapo, quindi il cappello degli alpini per i nostri e il muzzi per gli austriaci, sulla piccozza. L'avrebbero fatta roteare e così avrebbero capito di evitare chiaramente un conflitto inutile che avrebbe provocato feriti e morti inutili, chiaramente ribadisco, ognuno ottemperando alle proprie consegne, quindi non certamente fraternizzando sia in un senso che nell'altro. Hanno mietuto più vittime le malattie, il gelo, le nevicate, le tempeste, che non l'offesa proprio delle armi, e in questo caso riguardante sempre questo settore del fronte, anche per questa sorta di codice d'onore, diciamo che quasi sempre era stato rispettato durante gli anni di guerra. Nei giorni in cui si festeggia le forze armate credo che sia giusto da parte del Consiglio regionale continuare a ricordare oltre il centenario quelle che sono state le vicende della Grande Guerra, quella del 15-18. Oggi in particolar modo abbiamo rivissuto i tempi di questa che è stata definita una guerra tra gentiluomini e ci ha fatto capire insomma anche i sacrifici di queste persone e le brigate di alpini che purtroppo hanno perso la vita nel cercare di riconquistare pezzi d'Italia. Credo che sia un modo giusto di ricordare le vittime e anche di chi in quel momento le ha testimoniate con delle foto che sono state veramente emozionanti.